Dopo l'esito dello scrutinio e i festeggiamenti, i sindaci appena eletti hanno fatto il loro ingresso nei rispettivi comuni. Nell'Agrigentino sono 11 quelli già legittimati dalla volontà popolare. Solo a Sciacca si andrà al ballottaggio per capire chi tra Calogero Bono e Francesca Valenti sarà il successore di Fabrizio Di Paola. Emozionanti come sempre le cerimonie di insediamento. Qui siamo a Cattolica Eraclea. L'uscente Niccolò Termine, che ha deciso di non ricandidarsi, passa la fascia tricolore al nuovo primo cittadino Santino Borsellino. Ha vinto il popolo, sarò il sindaco del popolo, i cittadini faranno anche la sua parte perché sono la forza trainante di questo paese. Quindi dobbiamo vivere in mezzo alle persone, l'appello che voglio fare alla macchina amministrativa, cioè che si deve lavorare. A Cattolica, dove Borsellino ha battuto Giuseppe Giuffrida, c'è grande entusiasmo. È la vittoria del paese, è la vittoria dei giovani a cui deleghiamo un compito importante, quello di tagliare in mano le reti del paese e proiettarla verso il futuro. Questo è il nostro obiettivo e speriamo di riuscire a soddisfare quelle che sono le richieste e la volontà degli elettori, che ha manifestato un consenso abbastanza soddisfacente. Qui siamo invece a Montallegro, dove Pietro Baglio passa il testimone a Rina Scalia. Adesso, archiviata anche questa fase, questa liturgia, i nuovi sindaci sono attesi dai primi impegni, dal lavoro al servizio delle rispettive comunità.